L'unione fa la forza. Una giornata speciale, una giornata particolare, giusto per parafrasare un titolo di un'importante trasmissione. Una giornata molto sentita da sempre per gli alaesi e che ovviamente oggi è diventata speciale perché appunto è arrivato anche il territorio con la sua forza attraverso il distretto rurale. A Vallai il falò e il falò di Sant'Antonio, ma anche quello dedicato a San Sebastiano, è qualcosa di molto sentito, ancora molto in termini di fede proprio, perché quello di Sant'Antonio viene portato avanti da secoli e da generazioni, insomma, da due famiglie, e perciò l'aspetto religioso ha la sua forza, insomma. È molto sentita proprio perché il paese partecipa, tutti iniziano dalla sera prima a preparare no, la legna da dedicare al farò, perché viene fatto un giro sostanzialmente la mattina per il paese, viene recuperato insomma la legna necessaria. È una giornata speciale perché appunto il territorio con le sue produzioni di qualità, come abbiamo visto, di assoluta qualità, hanno incontrato appunto da un lato la fede, perciò il radicamento no, alla nostra terra, e hanno incontrato anche la forza della tradizione. È speciale perché appunto stamattina abbiamo dibattuto di questi aspetti con Antonangelo Riori, con Giuseppe Corongiu, con Lorenzo Vacca, con il sovrintendente di territorio, il professor Usai. E perciò l'arma principale continua ad essere quella della cultura, che ci consente di rendere possibile quello che apparentemente è impossibile.